Si sovrappone Arenoso, poi Franchelli, va dentro! Il suo come la sua comfort zone, il pallone del secondo palo Grandi, poi il pallone per Garofalo, poi il pallone a Torres, Mistretta, grande parata da parte di Mistretta. Franchelli va a cercare subito dentro Diallo, Diallo impone l'idea, Diallo conclusione, alle profondità a cercare Torres, Torres lo sfonda a cercare Diallo, c'è molto fallo, riesce a giocare Antus, miracoloso Mistretta. Tutte le due squadre cercando di dare un posto, attenzione Diallo passa, Diallo! 11 minuti sono andati nel corso del secondo tempo, 1-1. Antus, palla fuori, Arenoso calcia male. Di testa da parte di Arenoso, sempre ben appostato, poi conclusione da parte di Nolfo, c'è stata deviazione, c'è calcio d'angolo. Antus andrà a battere il calcio di punizione con il destro, vedremo, sicuramente non andrà in porta, andrà verso un traversone, parte lo spiovente, il pallone resta lì. Mistretta va a rilancio, Pennisi, poi Lamin, errore da parte di, scusate, attenzione Antus, la parata da parte di Mistretta, il pallone lì, ancora Mistretta su Diallo che insiste verso il pallone mezzo calcio d'angolo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, fa Palardo, vai profondità a cercare Pardo, Pardo è solo e sbaglia Pardo. Non c'è più offensiva, Arenoso! Le mani Belecco, cercare in area di rigore miglior sorte. Palla dentro, Diallo, palla sfonda! Il colpo di testa da parte di Pardo, ancora un altro miracolo di Mistretta. Conclusione alta. Palla in profondità, è buona, conclusione Fagone! Con un miracolo Fagone! Poi va verso Pappalardo, il pallone verso Antus che prova a ripartire, c'è dispensa, c'è fallo, ma l'arbitro termina qui la gara tra Super Giovane Castelbuono e Accademia Trapani, un altro pareggio per la compagnia dei mister Bognanni che sale a 5 punti.